San in Veneto, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori dell'artigianato presenta oggi il quinto bilancio sociale, un'occasione di incontro per presentare le attività e i risultati ottenuti dal fondo, ma anche per confrontarsi sulle nuove dinamiche in tema di non autosufficienza. Il 2023 è stato un altro anno importante per la crescita del nostro fondo. Noi oggi siamo qui a presentare il nostro bilancio sociale che in trasparenza dà conto di tutti gli interventi che abbiamo saputo porre in essere e supporto concreto al nostro territorio. Abbiamo sempre ricorso a visite di laboratorio, visite specialistiche, analisi di laboratorio e dentistiche, ma vediamo anche che certe tutele nuove che abbiamo introdotto, come quella sulla maternità o su un'eventuale non autosufficienza, cominciano a dare i loro frutti aiutando i nostri iscritti. È chiaro che oggi la sanità integrativa comunque aiuta e dà di supporto a questo sistema, mantenendo però i principi cardine, che è quello del sistema universalistico, dell'accessibilità e dell'equità. Una realtà che abbiamo costruito assieme alle parti sociali per garantire tutele ai lavoratori di un settore cui non era così certa la possibilità di costruire queste tutele, quindi ancora una volta il Veneto è capace di costruire contrattazione di avanguardia, e quindi credo che questo momento di rendicontazione sia la conferma del grande lavoro che è stato fatto in questi anni. San in Veneto da qualche anno propone il bilancio sociale come momento di analisi e confronto rispetto all'attività che il fondo svolge, un'attività che ha sicuramente un impatto per quanto riguarda famiglie, lavoratori, imprese. È un momento fondamentale in cui guardare al passato ma anche programmare quelli che possono essere gli sviluppi futuri del fondo. La sanità integrativa è sicuramente un fenomeno in grossa crescita a livello nazionale, ma in particolare a livello regionale. Forme di sinergia tra il settore pubblico e il settore privato sono assolutamente necessarie proprio per ottimizzare le risorse.